Amici di Custodia della Memoria, amici di Sardegna, è con grande emozione che mi appresto a farvi vedere una delle cose più belle e più importanti della Sardegna. Ci troviamo in territorio di Mara, nel Sassarese, e stiamo per entrare in una grotta che praticamente, ecco, questa qua è l'ingresso della grotta, che così, vista così, non dice niente. Saucca dei Sudintirriolo. Tintirriolo è il pipistrello. Giù da noi, se non ricordo male, si dice Zurrundeddu. Correggetemi se sbaglio. Ecco, questo è l'ingresso che molto probabilmente a tanti non direbbe niente, ma in realtà è l'ingresso di una delle cose archeologiche più belle della Sardegna. Qui praticamente, amici cari, si apre un mondo fantastico, il mondo della cultura di Bono Ighinu, il buon vicino. Qua vicino c'è anche la chiesa omonima. La cultura di Bono Ighinu, che praticamente viene prima della fantastica cultura di Ozieri. Abbiamo trovato qualcosa qui 4.000 anni fa, anzi scusatemi, 4.000 avanti Cristo. Le date parlano di quegli anni là. Dai, bene o male, non sarà una lezione di archeologia, l'abbiamo sempre detto, non sarà una lezione di archeologia. Le nostre genti abitavano qua, ragazzi, non c'era tantissima popolazione, loro avevano tanti territori sterminati, ma per una serie di motivi avevano la necessità e le priorità di andare dentro le grotte che utilizzavano sia per viverci, ma come spiegheremo dentro, se riusciamo a entrarci, anche per fantasticare sul mondo dei morti. Siamo dentro, praticamente abbiamo oltrepassato questi 60 centimetri di apertura verso l'esterno. Qua si apre, amici della Sardegna, il mondo del prenuragico. Ci apprestiamo ad entrare in un posto fantastico, un posto che ha praticamente rappresentato la cultura di Bono Ighinu. 6.000 anni fa l'uomo aveva avuto il bisogno di entrare qui dentro per ripararsi, per vivere e molto probabilmente anche per iniziare a seppellire i morti. Iniziava infatti il culto dei morti. Ok, continuiamo a entrare, come vedete, anche un bel freschetto. Ora io ho delle luci, probabilmente basteranno, speriamo di sì. Ecco, come vedete questa è una scrittura ovviamente recente, forse un qualcosa relativo agli scavi, relativo a qualcosa della messa in sicurezza. C'è da considerare che da qui poi si accede a un mondo che ha a che fare poi con altre meraviglie della Sardegna, perché qui si apre un mondo fantastico per quanto riguarda la geologia. Ecco, per esempio, noi probabilmente non andremo avanti, ma ci fermeremo qui. Molto probabilmente, eccole qua. Queste sono le stele, chi lo sa. Allora, gli studi hanno parlato di 5 stele che facevano praticamente da, come possiamo dire, da guardia a questo meraviglioso sito. E chissà che 3 delle 5 non siano queste. Le fonti ci dicono che una era in basalto e le altre erano in carbonato di calcio. Qua poi questa caverna si abbassa notevolmente, quindi ora decidiamo se andare avanti oppure no, con non poca preoccupazione. Ovviamente abbiamo lasciato le ragazze fuori, noi siamo adulti e cerchiamo di fare quello che possiamo fare senza rischiare, stando attenti a tutto. Quindi a pochi chilometri da Mara ci troviamo in una bellissima zona della Sardegna che ha rappresentato un'importanza straordinaria. Le nostre genti appartenenti alla cultura di Bono Ighinu, a quella cultura che ha restituito delle ceramiche fantastiche, viveva qui e molto probabilmente ha iniziato qua a seppellire e a fantasticare, diciamo così, con il regno dei morti. Ok ragazzi, che emozione, siamo entrati in uno dei posti più importanti della Sardegna, Saucca di Tintirriolo, il pipistrello da noi giù, se non ricordo male si dice Zurrundeddu, ed ecco che poi la volta si apre clamorosamente in questa struttura fantastica, modellata sì dalla geologia, ma qui c'erano praticamente le nostre genti, ragazzi. Qua abitavano le nostre genti, la cultura di Bono Ighinu, pazzesco, quella cultura che ha iniziato a fare delle ceramiche fantastiche, ma ha iniziato anche poi ad avere il culto, il rispetto per i morti, un qualcosa che riguardava poi l'aldilà,
un qualcosa che poi sarebbe sfociato nella cultura di Ozieri alle bellissime Domus de Janas o Domus de Janas. Domus de Janas, dipende da dove siete voi, dipende, centro, nord Sardegna, potete dire Janas o Janas. Incredibile ragazzi, incredibile. Qua ci sono ancora tracce di, come possiamo dire, di ceramiche, pazzesco, che emozione, emozionante ragazzi. E poi, come vi ho spiegato prima, da qui noi non andremo avanti, per sicurezza ovviamente, e quindi non fatelo neanche voi. Ora, quello che abbiamo fatto noi non è per niente pericoloso, ok? Basta avere un po' di cervello, un po' di testa sulle spalle e vedrete che non vi succederà niente. Portatevi molte luci, portatevi un qualcosa che magari potrebbe rappresentare un dopo puntura, perché ci sono tantissimi insettini e magari uno di questi potrebbe pungerci. Pazzesco ragazzi, pazzesco. La cultura di Bono Eghino, il buon vicino. Prima abbiamo parlato di queste bellissime stele che sono state trovate durante gli scavi. Queste stele erano in tutto 5, erano praticamente dei custodi, possiamo dire che anche loro erano degli piccoli spiritelli che stavano all'ingresso di questa caverna meravigliosa. Ora noi tra un po' spegneremo le immagini, magari io vi sto anche annoiando, ricordatevi che, l'ho detto per inciso, non vi sto facendo nessuna lezione di archeologia, chissà quante castronerie avrò potuto dire, ma io spero di avervi dato un input alla curiosità per venire qua ragazzi, in questa pazzesca, incredibile, straordinaria, stratosferica, cosmologica grotta denominata Saucca, detto Interiolo. Ciao a tutti!